Buona giornata a tutti, anzitutto. Per affrontare questa preghiera partiamo dal fatto di non saper niente di questa preghiera, cioè invento. Mettiamo che, non so, nelle sabbie dell'Egitto, in qualche parte, per esempio c'è un'oasi, Al-Fayum si chiama, sono saltate fuori tante cose, è stato fuori anche un frammento di papiro. E su quel frammento di papiro lì, che non si sa bene a che periodo risalga né niente, proprio niente sappiamo, c'è sulla preghiera del Padre Nostro, scritta in greco. Uno non sa chi l'ha scritta, quando, come, dove, non sappiamo niente. Leggiamo il testo. In greco il testo suona così, attenti, Vediamo se riesco perché la mia è facile. Pater emon, o entois uranois, Padre nostro che sei nei cieli. Agiasteto to onoma su, sia santificato il tuo nome. Efeto e basileia su, venga il tuo regno. Genetheto to thelema su, os enurano kai epitesges, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ton arton emon, ton epiusion, dos emin semeron. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Kai afes emin ta ofeilemata emon, os kai emeis afiemen tois ofeiletai emon. Perdona a noi i nostri debiti come noi gli perdoniamo i nostri debitori. Rimetti il perdono. Kai me, questo è un po' difficile, eisenenkes emas eis peirasmos, e non abbandonarci alla tentazione, alla rusai emas apoto poneru, ma liberaci dal male. Questo è il tono greco del testo. Non sappiamo niente. Cosa si fa allora? L'unica cosa è l'analisi interna del testo. E ci colpisce abbastanza bene, cioè non è difficile capire come è costruito questo testo. Non sappiamo esattamente cosa sia, però è evidente che ha due parti. La prima parte che è caratterizzata dall'aggettivo possessivo tuo. La seconda parte che è caratterizzata dall'aggettivo possessivo nostro. Nella prima parte si ripete per 3 volte il tuo, nella seconda parte si ripete per 4 volte il nostro. Allora, il brano, o meglio il branetto, che è cortissimo, sono 56 parole, a recitarlo abbastanza così. Normalmente ci si tiene dai 20 ai 25 secondi, cioè meno di mezzo minuto. È una preghiera corta, no, una specie di... Non è mica detto neanche che sia una preghiera, non so cos'è. Non so niente di questo, lo trovo e lo vedo. Come esordisce questo? Esordisce con un Padre nostro che sei nei cieli. Vediamo un po'. C'è un Padre, ma che non è il Padre, quello che noi chiamiamo Padre, perché è nei cieli. Per cui se è nei cieli, c'è l'abitazione di Dio, uno si immagina che stia parlando di una divinità. E di una divinità che ha le caratteristiche della paternità. Ecco, un Dio che è Padre. E non dice Padre mio, ma dice nostro. Per cui chi si rivolge qui in questa preghiera a questo Padre dei cieli non è uno, ma sono più. Nostro vuol dire noi. Chiaro? Questa è la prima cosa. Poi, vedete, ci sono tre brevi frasi, tutte, o meglio, 2 costruite al passivo e una all'attivo. Cosa vuol dire il passivo? Per esempio, se io dicessi fai la tua volontà, questo è il verbo attivo. Se io dico sia fatta la tua volontà, questo è il verbo passivo, sia fatta. Scusate, sembra tecnico, ma per farvi capire. Mettiamo che io non abbia nessun altro modo di sapere cos'è questa roba. Cerco di capirla leggendo il testo, scoprendolo. Mi ricordo quando
In quinta elementare e poi in prima e seconda media ci avevano obbligato le maestre, stancandoci infinitamente, ma ieri su, a studiare l'analisi grammaticale, a fare l'analisi grammaticale e l'analisi logica, che è molto molto utile e lo sarebbe anche oggi. Non so se lo fanno più a scuola, ma è molto utile. Allora, cosa dicono le tre frasi? Primo c'è questo padre nei cieli, posso immaginare che sia Dio, a cui noi, non io, noi, un ipotetico noi, che non so chi siano quei noi, ci rivolgiamo. Allora, sia santificato il tuo nome. Il soggetto del sia santificato il tuo nome è il tuo nome. Sia santificato, domanda, da chi? Risposta, potrebbe essere da te, Padre dei cieli, sei tu che devi santificare il tuo nome. Come? Non lo so, però mostrando la tua gloria, il tuo potere, la tua forza, santificare. Oppure da noi, ma è lasciato nella indeterminatezza. Non si chiarisce chi debba santificarlo quel nome lì. Forse potremmo dire che tu devi santificarlo perché altrimenti noi non ci riusciamo e dopo noi lo santificheremo anche noi, più o meno così. Seconda frase, venga il tuo regno, il verbo è attivo, il soggetto, venga il tuo regno deve venire. Allora noi che ti preghiamo non c'entriamo più, è il tuo regno che deve venire. Se non viene il tuo regno noi non possiamo farci niente. Terzo, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. C'è un posto dove la volontà di questo Padre dei cieli, che non so bene chi sia, diciamo che è un Dio, è fatta, è compiuta ed è il cielo. Uranos, qui dice, en to Urano, nel cielo, va bene? Nei cieli. Lì è compiuta la volontà, magari sia compiuta anche qui, epites ges, cioè sulla terra. Allora c'è un'invocazione più chiara. A te tocca compiere la tua volontà nei cieli, ma tu la compi e viene rispettata su là. Qui, un po' di meno, tocca a noi. La prima frase, perciò, è tutta costruita sul passivo, non è molto chiara, Non è chiaro a chi tocca cosa. Però è chiaro che da una parte c'è quel Padre dei cieli, a cui tocca fare la parte principale. E c'è un noi, a cui tocca fare pure una parte secondaria rispetto alla prima, ma importante. Invece la seconda parte della preghiera o del testo è molto più chiara. I verbi sono tutti all'attivo, tutti. Secondo, il soggetto è chiaro, complemento oggetto è chiaro, i destinatari sono chiari. La seconda parte è molto più chiara, vediamo un po'. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Da chi? Tu, Padre dei cieli, da. A chi? A noi. Dacci, a noi. Oggi, cosa? Il pane quotidiano. Domanda. Ma non tocca a noi procurarcelo? Qui nella preghiera si dice, in questo testo, si dice che anche lui deve aiutarci a procurarlo. Perché altrimenti noi non ce la faremmo. E che probabilmente è un dono suo, anche il pane quotidiano. Secondo, anche qua è abbastanza chiaro, adesso vedremo, c'è un come che confonda le cose. Rimetti a noi i nostri debiti, chiaro, noi abbiamo dei debiti, non è detto quali siano i debiti, cosa siano i debiti, sono debiti di soldi, sono debiti di altra cosa, non lo so. Rimetti a noi i nostri debiti. Allora, il Padre Celeste deve rimettere a noi i debiti che abbiamo. Allora, noi siamo gente debitrice, questo è chiaro, siamo dei debitori. E lui gli chiediamo che ci rimetta i debiti perché probabilmente non siamo capaci di pagarli. Siamo impossibilitati a pagarli.
Poi però c'è un avverbio, come. Come noi gli rimettiamo i nostri debitori? Non capisco. Chiedo di rimettere i debiti a me, ma io li rimetto agli altri. Cosa vuol dire quel come? Perché quasi quasi, se non state bene attenti, ci bisogna mettere un altro avverbio, dopo vedremo quale, per completare l'opera. E la traduzione nuova del Padre Nostro l'ha messo meno male, altrimenti non si capisce. Rimetti a noi i nostri debiti, abbastanza chiaro, come noi gli rimettiamo i nostri debitori, vuol dire che io sono capace di rimettere i debiti ai miei debitori. Va bene? E allora sono io il modello che il padre deve seguire. Siccome io rimetto i debiti ai miei debitori, anche tu rimettili a me. No, perché ci sono due paroline. Il come è ambiguo, ma poi c'è un altro avverbio, anche. Anche. In altre parole, quello che tu fai, rimettere i debiti, guarda che lo faccio anch'io. Solo che io non riesco a realizzarlo pienamente. Perciò ti chiedo di realizzarlo tu. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. E due frasi che potrebbero essere una sola, ma che nella versione nostra abbiamo separato, e sono due invocazioni ultime abbastanza chiare. Non abbandonarci nella tentazione o alla tentazione. In altre parole, quando arriva la tentazione, se tu ci abbandoni, noi soccombiamo. Anche questo è abbastanza chiaro. Ma liberaci dal male. Dal male non riusciamo a liberarci da soli. Per cui, vedete, la preghiera è intrigante, è interessante. Non è molto chiara. Non è molto chiara letta così, però ci aiuta a capire già alcune cose. Ripeto, è composta di due parti, si rivolge a un padre che però non è terreno, è dei cieli, si capisce che questo padre ha in mano tutto, può fare tutto, può aiutare noi a risolvere tanti nostri problemi, 7. I primi 3 però riguardano lui, il tuo nome sia santificato, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Perché è importante questo. Se non si compie la prima parte è difficile che si possa compiere anche la seconda. Proprio perché la prima parte viene compiuta, posso compiere anche la seconda. Posso chiedere la seconda. Qual è? 4 cose chiedo. Primo, il pane. Io tento di conquistarlo, ma non ci riesco. Secondo, i debiti. Dopo sarà da chiarire, o chiariremo cosa vuol dire quei debiti. Se tu non me li rimetti, io non ne riesco a rimetterli. Interessante. Terzo, non abbandonarci alla tentazione perché è più forte di noi. E quarto, liberaci dal male, perché da soli non ce la facciamo. Chiarissimo abbastanza, insomma. La preghiera, se notate, non definisce nessuna religione. Non c'è il nome di Cristo, non c'è il nome dello Spirito, non si dice che è una religione connotata in un certo modo. Questa preghiera potrebbero recitarla tutti. Potrebbero recitarla i buddisti, gli indù, i musulmani, eccetera. Poi vedremo che non è proprio così, come diceva all'inizio Daniele Rocchetti, perché i musulmani difficilmente la reciterebbero così, difficilmente. Però una preghiera che lascia, che non definisce, che non determina troppo, potrebbe benissimo essere detta da tanti, anche appartenenti ad altre religioni. Qualcuno, anche che crede poco, potrebbe comunque recitarla, perché qualcosa c'è per tutti. Detto questo, ho tentato di prendere una preghiera, di far vedere
come interpretarla. Fate anche voi questo lavoro qua nei prossimi giorni, cioè prendetela, fate l'analisi logica e grammaticale, proprio fatela, scrivetela. Padre, nome comune di persona maschile singolare, nostro, aggettivo possessivo, prima persona plurale, maschile singolare, qualche lei. Scrivete tutto questo qua, fatelo e capirete un po' la struttura del testo. Detto questo, però, noi del Padre Nostro sappiamo tante cose. Abbiamo parlato come se non sapessimo niente. Chiaro? Abbiamo visto più o meno come è composta. 2 parti, 7 invocazioni, 3 nella prima parte, 4 nella seconda. La prima parte è dominata dal passivo e dal tu, tuo. La seconda parte è dominata dall'attivo e dal nostro. Chiaro? La prima parte è più un lasciarsi andare, perché è un altro che agisce. La seconda parte è più un assumere responsabilità attivo. Tocca a me fare, anche a me fare. Chiaro? Chiaro questo? Bene. Detto questo, che più o meno inquadra il problema, vediamo di capire cos'è questo Padre Nostro. Primo, scusate, ma sono cose anche interessanti, ci aiutano a capire meglio una cosa che noi sappiamo fin da piccoli, che ripetiamo a volte un po' meccanicamente. Prima cosa, del Padre Nostro esistono tre versioni, tutte composte nei primi 100 anni, cioè dalla morte di Gesù, 33, o non so quando dopo Cristo, più o meno negli anni 30 del primo secolo, fino alla fine del primo secolo, fino all'anno 100, 100 qualcosa. Vabbè. In un secolo ci sono queste 3 versioni. Primo, la più classica, Matteo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 3. Seconda parte, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi gli rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. 4. 7 in tutto. Luca, Padre, non c'è il nostro, Padre, sia santificato il tuo nome, ci siamo, venga il tuo regno, ci siamo, manca la terza, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, non c'è. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, aggiunge ogni giorno, cioè non dacci il pane per i prossimi 50 giorni, dacci il pane di oggi, ci accontentiamo, ci va bene. Ogni giorno il nostro pane quotidiano. Perdona a noi i nostri peccati, non debiti, peccati, come anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Quello verso Dio è il peccato, quello verso gli altri è il debito. Interessante, una prospettiva diversa, lo vedremo. Ultimo, non abbandonarci alla tentazione. 5, non più 7, ancora qui le due parti sono rispettate, ma 5 invocazioni appena. La Didache è uno scritto della fine del primo secolo, uno scritto molto interessante. In un contesto siro-palestinese, è nata nella zona della Siria e della Palestina. Padre nostro che sei nel cielo, singolare, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così sulla terra, più o meno ci siamo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, uguale. Rimetti a noi il nostro debito, singolare, come pure noi lo rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Più o meno, ci sono solo i singolari invece dei plurali, ma più o meno ci siamo. Il testo è scritto in greco. Esiste un originale più antico, vediamo un po'. Siccome sappiamo che questa preghiera è stata suggerita da Gesù, è molto probabile che Gesù non l'abbia recitata in greco, ma in aramaico, che era il suo linguaggio. Però del testo aramaico noi non abbiamo niente.
Qualcuno ha tentato di tradurre dal greco all'aramaico e c'è attualmente una piccola comunità che prega nel mondo. Se andate a Gerusalemme c'è, io mi ricordo quando sono andato con Rocchetti. Siamo stati là, c'erano gli aramei, quelli che parlano aramaico, che hanno recitato i Padre Nostri in aramaico. Era lo stesso di Gesù, difficile dirlo. Comunque il linguaggio di Gesù era l'aramaico. Del testo aramaico noi non abbiamo niente. Abbiamo solo il testo greco. C'è anche un testo latino, che è quello tradotto da San Girolamo e che si chiama la Vulgata, Pater Noster quies in celis, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Vediamo un po' il contesto. Allora, sappiamo finora alcune cose. Perdonate, non stancatevi, ma guardate che è importante sapere queste cose, almeno le collochiamo. Il contesto, cioè quando Gesù, in che contesto Gesù ha pronunciato questa preghiera? Perché Gesù ha detto questa preghiera? Vediamo un po'. Il contesto di Matteo e quello di Luca differiscono, cioè sono differenti. Matteo dice così: siamo nel discorso della montagna, al capitolo 6, sapete che il discorso della montagna occupa il capitolo 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. Nel capitolo 6 Gesù dice questo, sta parlando di tre cose, i tre atteggiamenti che tutti hanno, ce li hanno gli ebrei, i cristiani e i musulmani, tutti. La prima cosa è la preghiera, la seconda il digiuno, la terza l'elemosina. I capisaldi di tutte queste religioni sono questi tre. La preghiera, riguardo alla preghiera Gesù sta dicendo, attenti il contesto, pregando poi non sprecate parole come fanno i pagani, i quali credono che saranno ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque quando pregate, pregate così. Allora vediamo un po'. La preghiera in molti popoli è la ripetizione di formule. I nostri amici musulmani quando pregano 5 volte al giorno non inventano una preghiera personale, assolutamente no. Recitano delle formule codificate e addirittura anche i gesti, le genuflessioni, aggiungere le mani, tutto è estremamente codificato, non c'è l'espressione libera, c'è una formula che viene ripetuta. I buddisti, io non conosco il buddismo, no. Però la formula Om, ecco, viene ripetuta all'infinito. E addirittura ci sono i rotoli della preghiera, no? I cilindri lì che tu fai girare e la preghiera funziona per conto suo. Va bene? No, qui cosa dice Gesù? No. Quando voi pregate dovete sapere quello che dite. La preghiera deve essere vostra. Interessante, vostra. Per cui il Padre nostro, più che essere una preghiera, è un modello di preghiera. Cioè dice, quando pregate dite, ecco, tenete conto di queste cose. E dice le 7 realtà, indicando, però potete anche pregare in un altro modo. L'importante è che voi partecipiate, che la preghiera sia vostra, non sia una pura ripetizione di formule. Io ho notato una cosa da questo punto di vista. Apprezzo molto quelli che pregano tanto. C'è gente che veramente prega tantissimo. Spesso, quando hai a che fare con loro, no, dicono il rosario. Sapete che ci sono il Padre Nostro, poi ci sono le 10 Ave Maria. Alla fine c'è "O Gesù, perdona le nostre colpe". Va bene. Poi la mia finita, un'altra formula. Madre di Dio Maria, tu sei la madre. Dopo che me, per tutte le famiglie. Poi la fin espieux. Cioè, non è da dire che tu debba dire tutto, non so se è chiaro.
altrimenti la formula prevale su quello che dici tu. Gesù invita a far scaturire la preghiera dalla mente e dal cuore. Renderla propria. Renderla propria. Non basta la ripetizione di formule, non moltiplicate le parole. Chiaro? Chiaro quello che sto dicendo? Contesto di Luca. Nel Vangelo di Luca sono i discepoli che prendono l'iniziativa. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegna anche a noi a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Allora, una delle cose è che la preghiera va anche insegnata. E Gesù insegna un modello di preghiera, dà non solo una preghiera, ma un modello. Il Padre Nostro è una preghiera, ma è anche il modello che noi dobbiamo tenere presente per pregare. E lo vedremo poi spiegandolo oggi e anche un po' la prossima volta, perché è talmente vasto questo Padre Nostro che se ne parlassimo per 100 incontri non la finiremmo mai. È veramente una cosa di uno spessore incredibile. Quando pregate dite, eccetera, eccetera. Perciò è facile intuire come il Padre Nostro non sia solo una preghiera. Gesù ci ha dato lo spunto per come pregare, non per cosa dire, ma per come pregare. Poi vedremo, interessante, come pregare. Questo Padre Nostro allora ha alcune caratteristiche. La preghiera cristiana, per esempio, è una preghiera non esibita. Sempre nel testo di Matteo si dice: quando preghi, entra in casa tua, chiudi la porta, che nessuno ti veda, e prega nella parte più intima, più interna della casa. Chiudi e prega. Non è importante che gli altri ti vedano, non è importante. Non esibirti. Difatti, la parola che Gesù usa per accusare quelli che pregano di fronte agli altri è ipocrites, che in greco vuol dire letteralmente attore. Non fate mica gli attori. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Quando si prega il momento della verità, non c'è niente da esibire. Non devi essere visto. Non devi essere applaudito. Ecco una caratteristica della preghiera anche. Difatti lui si ritira in un luogo solitario a pregare. Da questo contesto perciò nasce il Pater. Nasce su una modalità di preghiera differente, una modalità di preghiera comunitaria, che però non è esibita, che però non si fida solo delle formule, che passa attraverso il cuore, si carica di vita e viene trasferita poi a quelli che, per esempio, ve lo dicevo già l'altra volta, lo ripeto oggi, si lamentano perché nella loro preghiera c'è molte distrazioni. Non vi preoccupate delle distrazioni. La preghiera non può essere pura e definita perfettamente. Si carica anche dell'ambiente e del contesto in cui sono. Se io in quel momento sono triste, la preghiera avrà un tono anche che esprime preoccupato. Se sono contento sarà allegra. Non posso farci niente. Non è sbagliato che entrino anche le distrazioni. Io prego ma poi penso ai miei nipoti. Vabbè, metti dentro i tuoi nipoti nella tua preghiera. Io prego ma dopo mi viene in mente quello che ho detto a mio marito. Va bene, metti dentro anche quello nella tua preghiera. Io prego ma dopo mi viene in mente che ho quell'impegno. Metti dentro anche quello. Gesù dice che la preghiera deve caricarsi di vita. Perciò non è in sé sbagliato. La preghiera asettica, pura, proprio detta in modo perfetto, va bene, è utile, ma non è strettamente necessaria.
Difatti, se voi notate bene, io ho letto molte preghiere, non ho mai trovato che qualcuno chiede il pane. Nelle preghiere, quelle normali, non c'è la parola pane. Dacci oggi il nostro pane. Nell'Ave Maria non c'è, nella Salve Regina non c'è. Nel credo non c'è. Nel gloria a Dio non c'è. C'è solo il Padre nostro. Vedete che entra dentro la vita. Tutta quello di mangiare. Liberaci dal male, tutto, anche il male fisico, anche il male spirituale, anche il male psichico. Liberaci dal male. Non indurci nella tentazione, c'è dentro la vita, perché sono tentato. Ecco, allora questa preghiera è una preghiera non esibita, è una preghiera confidente, è una preghiera che si svolge fra me e Dio, è una preghiera aperta alla vita perché porto dentro la vita e la presento a Dio. E Dio accoglie la mia vita, mi dice di portarla dentro. Chiedi pure il pane, chiedi pure il perdono, chiedi pure di poter perdonare gli altri, chiedi tutto dopo aver chiesto le prime 3 cose, quelle le impone Lui. Il resto è nostro e ci tira dentro tutto. Interessante, eh? Chiaro? Quarta cosa, vediamo un po' brevemente. Dopo passiamo all'analisi del testo. Fonti antico-testamentarie, giudaiche e cristiane. Si è ispirato Gesù a qualcosa per fare la preghiera del Padre Nostro? Certo. Maria, abbiamo detto che c'è un cantico che assomiglia molto al Magnificat, ed è il cantico di Anna, la madre di Samuele, che canta appunto, come si chiama? Più o meno quello che dice Maria, in un contesto antico-testamentario. C'è una preghiera tipica di tutti gli ebrei, che tutti gli ebrei recitano, e che si chiama Kaddish, che viene recitato a memoria, un po' come il nostro Padre Nostro, oppure Ti adoro mio Dio, ti amo, ecco quella cosa lì. Ve la leggo brevemente. Sia innalzato e santificato il nome del Signore, nel mondo da Lui creato secondo la sua volontà. Faccia regnare il suo regno nella nostra vita e nei nostri giorni e nella vita di tutta la stirpe di Israele, oggi e sempre. E dite Amen. Benedetto il nome del Signore sulla terra e nell'eternità. Sia benedetto, lodato, onorato, esaltato, magnificato e glorificato il nome del Santo. Sia Egli benedetto, oltre ogni benedizione e ogni canto, oltre ogni lode e ogni consolazione che si pronunciano in questo mondo. E dite Amen. Siano ricevute le preghiere e le suppliche di tutto il popolo di Israele, davanti al loro Padre che è nei cieli. E dite Amen. Benedetto il nome di Dio, ora e sempre. Una grande pace del cielo e la vita sia su di noi e su tutto Israele. E dite Amen. Ogni aiuto mi viene da Dio, che fece la terra e i cieli. Colui che fa la pace nei cieli, su di noi faccia la pace e su tutto Israele. E dite Amen. Avete notato che c'è soprattutto la prima parte del Padre Nostro e non c'è la seconda? Interessante, eh? Interessante. Io la seconda parte del Padre Nostro l'ho vista in pochissime preghiere. Ora, quando noi parliamo del Padre Nostro, è evidente che questa preghiera è 2000 anni che la recitiamo. Si è caricata anche dai significati di 2000 anni. Il testo è quello. In 2000 anni non è cambiato. Magari sono cambiate le traduzioni, ma il testo è quello, codificato e preciso. Come l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo custodito. È cambiato pochissimo, ecco. Qualche piccola modifica su dei dettagli, ma il testo è quello. Cos'è che è cambiato in questi 2000 anni? L'interpretazione del testo. Perché vedete,
Tutta la realtà, e questo è interessante, ascoltate, qui non entro perché l'argomento è enorme e ci porterebbe lontano, dico solo 2 parole. Facciamo un esempio, che il testo biblico sia come l'acqua. L'acqua non ha una forma sua, assume la forma del recipiente che la contiene. Se io sono un bicchiere, l'acqua assume la forma del bicchiere. Se io sono una bottiglia, la forma della bottiglia. Un secchio, la forma del secchio. Un lago, la forma del lago. Il palmo della mano, il palmo della mano. Il recipiente. Gli antichi filosofi l'hanno formulato questo, l'ha detto anche Sant'Agostino, ed è molto bello, è una delle frasi, non ho studiato benissimo filosofia, ma una delle frasi che mi ricordo è quicquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Tutto ciò che viene accolto al modo dell'accogliente, cioè se io devo prendere l'acqua assume la forma del secchio o del bicchiere o di quello che è, non ha una forma sua. Così anche la preghiera del Padre Nostro, che ha una sua struttura, però deve essere versata, questa formula, nella mente che la recepisce secondo la sensibilità di quella mente. E ognuno di noi del Padre Nostro coglierà alcune cose che gli altri non colgono. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Ecco perché in 2000 anni il Padre Nostro è rimasto sempre quello. L'interpretazione del Padre Nostro è mutata e a volte anche non poco. Certo non deve mai mutarsi troppo, perché alla fine penso di bere l'acqua, invece no, sto bevendo vino o addirittura olio, non so. Se è acqua deve essere acqua. Dopo bisogna vedere, ci sono anche quelli che ti dicono che le acque sono differenti, begheria mia, capendo che sei differenti, però vabbè. Però l'acqua è acqua. Qual è il problema perciò? Custodire ciò che abbiamo ricevuto, no? E interpretarlo secondo i tempi, per cui la nostra maniera di dire il Padre Nostro è diversa dalla maniera con cui lo dicevano gli Apostoli. Sottolineiamo altre cose, ma va bene, non ci sono problemi. Per esempio, il Papa attuale ha detto che quel non indurci in tentazione, non ci indurre in tentazione, non andava molto bene, perché sembrava che Dio ci inducesse, cioè ci portasse verso la tentazione. E allora ha fatto cambiare, non abbandonarci alla tentazione. Non è un vero cambio, perché i verbi greci hanno molti significati e alcune volte possono avere un significato ma anche un altro. Si è sottolineato un'altra cosa, una sensibilità diversa. Dio non può indurci alla tentazione, però per secoli l'ha recitato senza problemi, non indurci in tentazione. E allora adesso vediamo come interpretare questo testo. E stamattina, io pensavo di fare metà, invece Gheria fa solo le prime 3 parole, impressionante. Vediamo un po'. La parola qual è? Padre nostro che sei nei cieli. Stamattina, anche proprio mia tante, è passato già il tempo. Vediamo un po' brevemente. Non pensavo che la premessa fosse così estesa. Cerco di andare all'essenziale, vediamo un po'. Allora, Padre, cominciamo la prima parola, Padre. Per noi è scontato, che Dio sia Padre per noi è scontato. Ho qui la lista, è questa, vediamo se riesco a trovarla, questi sono i 99 nomi di Allah. C'è anche di tutto, belli, colui che risponde, colui che abbraccia, il saggio, colui che ama, l'illustre, colui che risuscita, il testimone, la verità, eccetera, eccetera, eccetera. 99. Non c'è Padre. Non c'è Padre. Io ho notato una cosa, come nelle culture africane,
e un po' anche sudamericane, la figura del padre sia molto evanescente e molto problematica. Domina di sicuro quella della madre. Ma sapete perché questo? È frutto della religione che professano. È la mancanza di una figura paterna superiore. Per cui bisogna capire bene cosa vuol dire quel padre. Non è una cosa così da poco. Il padre che Gesù, figlio di Dio, dovendo scegliere un nome, uno, non 99 nomi, uno per il suo padre abbia detto padre, e addirittura ha detto addirittura Abba, che vuol dire babbo, papà, la dice lunga su quello che è il Dio dei cristiani. È un padre. Solo che questo padre straordinario che si chiama Dio, che è nei cieli, poi vedremo cosa vuol dire, è un padre che si prende cura perciò. In che senso è padre? In due sensi, guardate, oggi è interessante. Oggi, quando per esempio i soliti americani, gli americani sopporti sempre di meno, ecco, la loro cultura sta infestando tutto il mondo. Il padre biologico. Ascolta, chi gli dà la vita che gli scellè? È quello là. Pianta, lascia stare il padre biologico. È il padre e basta. Che poi non meriti di essere il padre è un altro conto, ma è il padre. Padre non è colui che ama, è colui che dà la vita. È colui che dà la vita. Non basta amare. Tu sei padre quando dai la vita. Tanto è vero che i preti, se uno li chiama padre, deve dare la vita. Non l'ha data a un figlio, deve andarla per il gregge. Altrimenti non sono padri. La prima cosa che si dice di Dio è che Dio è colui che dà la vita, è il creatore, è il Signore. E attenti che il padre definisce il figlio, ma il figlio definisce il padre. In altre parole, io posso dire che sono figlio di, mio papà si chiamava Pietro, figlio di Pietro, ma posso anche dire che Davide è figlio di Pietro. Mio padre è padre perché c'è il Davide. Io sono figlio perché c'è il Pietro. Nella misura in cui Dio è padre, è definito anche da noi che siamo i figli. L'idea tipicamente islamica di un Dio che si prende anche cura di te, ma a cui tu devi essere sottomesso e che lui si guarda bene dal definire che sei suo figlio, ti dice perché nei paesi islamici non c'è la democrazia e non c'è la libertà. Gli americani sempre loro, che pensano di esportare la formula senza esportare la radice della formula. Gli americani si sono dimenticati che sono stati i padri pellegrini, che erano cristiani, pur protestanti ma erano cristiani, che avevano un concetto chiarissimo della paternità divina, cosa che invece l'Islam non ha. Non ce n'è uno di questi ragazzi africani che abbia un concetto chiaro del padre. Ma perché? Perché non è così semplice e non è così chiaro. Faccio anche notare che l'essere padre è un qualcosa che crea un legame indistruttibile. Non esistono ex padri, non esistono ex figli, non esistono ex fratelli o sorelle. Esistono ex mariti, mogli, esistono ex amici, ma questo tipo di legame è indistruttibile.
La falsità di dire perciò padre biologico da una parte. Può anche darsi che mio padre mi abbia rinnegato, mi abbia abbandonato, però è mio padre. E allora vedete, questa cosa è fortissima. Se tu non, come si chiama, non capisci questa cosa qua, non capisci quasi niente del Padre nostro. Vediamo un po' le conseguenze. Se il Padre è nostro, abbiate pazienza, ho fatto confusione con i fogli adesso, mamma mia. Vuol dire che questo Padre nostro, il secondo termine è nostro, non è Padre mio appena, nostro. Quel nostro chi abbraccia? Tutti. Tutti. Chi è cristiano è uno che riconosce di avere un'origine superiore a quella paterna o materna terrena, ma che viene dall'alto. Vedete, quando i rivoluzionari francesi hanno stabilito che i tre principi i tre pilastri su cui si fondava la rivoluzione francese erano la libertà, questo è il pilastro principale, la libertà, la Tour Eiffel, via, quella più alta, libertà. E poi ci ha messo accanto la fraternità e legalità. Hanno fatto subito sparire la fraternità che non è più apparsa. Non è più apparsa. E legalità? Sì, certo. Vai come fa i francesi, sono in Africa per vedere se c'è legalità. E legalità se sei francese. Se non lo sei. In altre parole, il fondamento dell'uguaglianza è dato dalla paternità. Noi siamo nostro, quel nostro indica che c'è un qualcosa che ci riunisce tutti, che ci caratterizza tutti, ed è la comune origine divina. Lui ci ha creati, noi siamo suoi, gli apparteniamo. Questo nostro, dire padre, non significa escludere madre, perché in Dio non c'è la sessualità è tipica dell'uomo. In Dio non c'è la sessualità che indica limite, il sesso indica il limite, io non sono tutto, posso essere o maschio o femmina, o una femmina che vuol diventare maschio o maschio, ma però sono sempre o maschio o femmina. Si gira tutto attorno a quella roba lì. In Dio è tutto, non ci sono limiti. Il numero di Dio è 1 ed è 3, il numero dell'uomo è 2, perché c'è la dualità sempre, in tutto. Allora, Dio che è padre è anche madre, evidentemente. Non è detto chiarissimamente nella Bibbia, però quando si parla di viscere di misericordia, vuol dire che è il grembo materno. Dio ha un grembo di madre, grembo materno. E guardate che anche il significato del battesimo, pochi magari lo sanno, ma il significato vero del battesimo non è quello di lavare il bambino dai peccati, no, è quello di prendere il bambino, immergerlo nel fonte battesimale, che come forma rappresenta il grembo materno, paterno-materno. Lo immergi lì dentro, lo fai ritornare al grembo, non più della mamma e del papà, da lì è già uscito, ma di Dio, e quando lo tiri fuori dall'acqua, lo fai nascere. Tanto è vero che nel battesimo veniva chiamati la rinascita. E i bambini battezzati erano chiamati i rinati, da cui viene il nome Renato. I rinati. È la paternità divina. Io quando ero in Bolivia ho visto, e mi ha commosso molto, in una vecchia parrocchia dove c'erano i registri al battesimo nel 1500-1600, primi battesimi che gli spagnoli, i preti avevano portato. Il nome del governatore, del figlio del governatore, era accanto al nome dell'ultimo dei campesinos. Tutti scritti nello stesso libro, uno accanto all'altro.
per dire che quello fa l'uguaglianza, quello fa la fraternità. Padre nostro, Pater Emon, Padre di noi. Ed è lì che vengono superati, è in questa paternità che viene superata ogni differenza. La perdita della fede cristiana da parte del nostro ambiente è data dal fatto che io faccio distinzioni, guardo il colore della pelle e il colore della pelle, la cultura, la sessualità, la religione diventano un ostacolo. No, c'è un qualcosa che va oltre tutto, va oltre tutto. Padre nostro, però questo Padre nostro, adesso sto riassumendo, poi se volete darò a Daniele gli appunti, potete leggerli con calma, perché ci ho lavorato un po' sopra, ecco, e potete rileggerli poi con calma. Che sei nei cieli. Ah, ecco, non è come quello sulla terra, nei cieli. Cioè c'è un'origine che è superiore. Il che vuol dire che quei nei cieli, vuol dire che il nostro punto, la sorgente da cui noi veniamo, è nei cieli. La meta a cui noi andiamo è nei cieli. È il cielo il punto di partenza e il punto di arrivo. È il cielo dove abita mio Padre. La vita è un essere messi nel mondo da questo Padre, attraverso i genitori, ed è un ritorno a questo Padre. La vita è questo. Se io non capisco questo, è chiaro che la vita si consuma qua fra i due confini, la nascita e la morte. Ed è quello che oggi succede, l'ha detto all'inizio un'altra volta i Rocchetti. I giovani d'oggi non credono più nella risurrezione. Potremmo non credere più nella risurrezione significa negare che Dio sia Padre. Significa negare quello, È una roba spaventosa, Guardate che noi stiamo costruendo la perdita, attenti bene a quello che vi dico, io non ci sarò più, ma chi è giovane lo vedrà, la perdita dei futuri diritti, la perdita della democrazia, la perdita della libertà, la perdita dell'uguaglianza. Semplicemente perché abbiamo tagliato l'albero alle radici. E se non ci sono più le radici, che è questo, come fa dopo a sussistere l'albero? Guardate che oggi la democrazia viene intesa nel fatto che chi ha delle idee strane, diciamo così, sarei tentato di dire più pesantemente, però lasciamo perdere, siamo in chiesa, reclama per sé il diritto di protestare, di mettere in piedi casini, di mettere a rischio la vita degli altri, perché lui, ma è matto. Non ti senti più parte di una comunità? Ma è quello, È gravissimo sta roba, la Chiesa lo dica. Non si tratta di perdere i clienti in Chiesa. Si tratta di perdere un qualcosa che ha un fondamento in questa preghiera, che viene molto espresso molto bene in questa preghiera. Se Dio è padre, noi siamo figli. Figli. Un giorno una signora, finisco, abbiate pazienza, mi sono prolungato un po' tanto nella prima parte, però finisco. 2 minuti, dai, portate pazienza. Figlio, un giorno la signora continuava a dirmi per telefono, lei deve farmi questo favore perché io sono la figlia del tale, sono la moglie del talato, tutte persone importanti. Insomma, a un certo punto nel più gli ho risposto, Shura, anch'io sono figlio di Dio, ma non la metto giù così dura come lei, insomma, adesso. Sia chiaro. Va bene? Figli di Dio. Figli di Dio. Cosa c'è di più grande di questo? Non gliene frega più niente a nessuno,
Padre nostro che sei nei cieli è questa cosa qua. Se siamo figli nel figlio, Dio diventa il modello della paternità e il figlio il fratello maggiore, perché dopo diventa il fratello maggiore Gesù, il modello per come realizzare la figliolanza. Come si fa a essere figli? Basta guardare lui e impari a diventare figlio. Termino. Proclamare che Dio è Padre obbliga a ridefinire la figura paterna e materna. La figura paterna oggi è tutta fondata sui sentimenti, quello che io sento per mio figlio. È ambigua questa cosa, Quello che io sento è ambigua, non basta, non basta, perché posso anche rovinarlo mio figlio. Scusate, Totorina che scioglieva nell'acido i figli degli altri, li avrà tirati su bene i suoi, ma magari gli avrà voluto benissimo. Non gli ha fatto mancare niente, ma li ha rovinati. I sentimenti non bastano. Noi abbiamo un modello di paternità che ridefinisce tutto. Vediamo un po' quello che ridefinisce brevemente e poi terminiamo. Oh, che confuso qui fuori. Scusatene, ecco qua. Primo, ridefinisce il rapporto padre-figlio. Oggi si è tentati di dire che l'essere padre, ripeto, l'ho già detto, biologico non conta, ma si è padri quando si ama. Calma, calma, calma. Perché altrimenti anche quella che dice al cagnolino vieni dalla mamma, ama il cagnolino, ma le mie la sua mamma. Smettiamola di fare queste cose qua. Io vi posso dire una cosa, qui dentro si fa la carità. E io ho capito una cosa, che la carità può essere molto pericolosa. Molto pericolosa. Se non manca la radice della carità che è la fede. Ecco perché ho aperto questa chiesa. Era chiusa, Ecco perché ho portato gente a pregare. Non si può fare carità senza fede. Perciò dire che il padre è colui che ama è vero, ma non è del tutto vero. Il padre è colui che genera. Dire che il padre è colui che genera e basta è vero, ma non è vero, perché bisogna l'amore. Le due cose vanno completate. Secondo, ridefinisce il rapporto fra marito e moglie. Affermare la paternità di Dio significa dire che le mogli, per esempio San Paolo, quando parla delle mogli, dice le mogli siano sottomesse ai mariti. Va bene? La cosa non piace oggi, ed è giusto. Ma subito si corregge, subito. E guardate cosa dice. Che in verità marito e moglie devono stare sottomessi solo a uno, non l'uno all'altro, ma tutti e due devono stare sottomessi solo al Signore. Al Signore. I servirsi vicendevolmente nell'amore. I mariti devono amare le proprie mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Porca miseria, prova a vedere cosa ha fatto Cristo. Ridefinito completamente. Terzo, schiavi e bambini. In greco c'è un solo termine per schiavo e per bambino è pais. Pais significa bambino, significa anche schiavo, servo. Tutte e due le cose. Per cui vuol dire che i bambini, finché non crescevano, erano trattati un po' come i servi della casa. Allora, San Paolo e tutti gli altri dicono che schiavi e bambini hanno la stessa dignità perché sono figli di Dio. Leggete la lettera a Filemone. Dove lui dice, San Paolo a Filemone dice, te trattami bene Onesimo, dai, è tuo schiavo e va bene, però guarda che è figlio di Dio, l'ha battezzato, è figlio di Dio. Ridefinisce tutti i rapporti, I bambini. Gesù mette un bambino in mezzo ai discepoli e dice, chi è come loro avrà il regno dei cieli. I bambini diventano il modello addirittura, il modello.
Pensate a cosa orribile, per esempio la pedofilia, da parte soprattutto di uomini di chiesa, è una cosa talmente assurda e inconcepibile da far vergogna. Ma è il tradimento pieno di Gesù e della sua parola. Siete impazziti? Siamo impazziti? Per chi si vuol far chiamare padre sulla terra è un'altra cosa, ridefinisce anche quello. Sei prete, ti fai chiamare padre, va bene. C'hai dei figli, non puoi averli. Guarda che devi dare la vita per i tuoi. Perché padre è colui che dà la vita. Finché tu non avrai dato, speso completamente la vita, tu non sei padre. Perché nel termine di padre c'è dare la vita, non basta voler bene. Dare la vita per il gregge. Fra di voi, quando per esempio gli apostoli prendono come modello i padri, le autorità, e dicono noi vogliamo essere i primi, dice no, fra di voi non sarà così, ma il primo sia l'ultimo e servitori di tutti, lavatevi i piedi, gli uni e gli altri. Ultimo. È una rivoluzione che riguarda tutta la società. Dire che Dio è padre non può che voler dire che Dio è avvocato dei poveri, degli orfani, delle vedove, degli ultimi. E qui ritorniamo a Magnificat della volta scorsa. Ultimissima cosa. Ecco perché il quarto comandamento dice onora il padre e la madre. Perché dietro la figura paterna c'è Dio. C'è Dio. È Dio il modello di tutte le paternità, di tutte le maternità. È Dio nel Padre nostro che è questo. Basta, perché altrimenti mi stanco. Ho fatto un'introduzione magari un po', la prima parte un po', non dico forse un po' pesante, mi chiedo scusa, ma era necessaria per capire questo. Dalla prossima volta faremo più velocemente le 7 domande. Adesso più o meno abbiamo inquadrato la preghiera, lo faremo, lo completeremo. Va bene, d'accordo? Diciamo una preghiera, dai. Ripetiamo il Padre nostro e diciamo anche un'Ave Maria. Padre nostro, Ave o Maria. Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti, andate a far colazione adesso, va bene? Grazie.